Beh, diciamo che la terra di Zaia, di Muraro, di Buttacini, di Speranzon, della Garbuio, di tutti i nostri candidati in tutte le nostre liste, che sono delle liste competitive e rappresentative di questo territorio. E quindi è una partita estremamente aperta perché poi alla fine, al di là dei simboli di partito, valgono le persone e noi abbiamo cercato di fare delle liste che rappresentino al meglio tutta la comunità trevigiana. Ci sono sicuramente persone che hanno condiviso per anni le battaglie, anche le battaglie di ricambio interno e autonomia all'interno della Lega, perché poi il confronto principale è stato tra chi voleva cambiare le cose in Lega e dopo quello che è successo c'è stato un netto percorso di restaurazione, basta guardare poi i nomi che circolano, si è tornati molto al passato, all'epoca del cerchio magico e della Family. E poi una battaglia di autonomia rispetto alla Lega Lombarda, rispetto a Via Bellerio, dove noi abbiamo scelto di difendere la Liga Veneta, di difendere il Veneto, e qualcuno invece ha preferito ancora una volta piegarsi rispetto alle scelte milanesi. E quindi questo è sicuramente un comune denominatore di vero autonomismo di tutte queste liste. Beh, ma noi con le nostre liste abbiamo dimostrato, anziché scopiazzare i simboli altrui e cercare di fare delle liste pseudo-autonomiste, noi abbiamo delle liste vere, senza nessun simbolo scopiazzato e che rappresentano davvero l'autonomia di tutto il Veneto, perché hanno varie, diciamo, componenti e sicuramente Arrazza Piave rappresenta un pezzo della storia dell'autonomismo trevigiano.